Inaugurata ufficialmente all'ospedale San Polo di Monfalcone la nuova area d'attesa delle strutture complesse di oncologia e medicina. Un intervento reso possibile grazie all'attività dell'Associazione Dinamici, da anni impegnata nel percorso di umanizzazione delle aree ospedaliere, in collaborazione con l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, BCC Friuli Venezia Giulia e Comune di Monfalcone. Sono tutte attività che diventano determinanti nel processo complessivo di quella catena che riguarda il bisogno di salute. Noi abbiamo immaginato negli anni che questo dovesse riguardare soltanto il momento in cui la risposta sanitaria assicurava garanzie alle persone. In realtà la catena è molto lunga e quindi questa catena molto lunga deve avere queste risposte che alleviano non soltanto le persone che sono colpite da questo tipo di domanda, quindi da questo tipo di bisogno, ma anche tutte le persone che vivono con loro. Quindi sono tutti strumenti che sicuramente ci aiutano a migliorare e a semplificare quella considerazione che spesso facciamo, ma con fatica pratichiamo, che è mettere al centro la persona nei suoi bisogni e nella capacità di risposta. La nuova area d'attesa è il completamento di un percorso iniziato da ormai 2 anni con il progetto Ottobre Rosa, portato avanti sempre da Dinamici per raccogliere fondi per il potenziamento dei servizi in favore dei pazienti oncologici. È una sala d'attesa dell'oncologia e medicina, e i due servizi sono contigui, quindi una sala d'attesa comune, ed è stata allestita proprio con il criterio dell'umanizzazione degli spazi, dei luoghi fisici, grazie alla donazione dell'Associazione Dinamici, che con la raccolta fondi di Ottobre Rosa 24 ha devoluto questi fondi per allestire questa sala, una bella sala molto carina e confortevole. Fra poco partirà Ottobre Rosa 25 e anche lì insomma ci sarà questa raccolta fondi per un nuovo investimento in sanità. La nuova area d'attesa è stata resa possibile grazie anche al sostegno di numerose realtà private che vengono citate in un apposito pannello presente in prossimità dell'ingresso. Questo è un segno che tutta la comunità è sensibile a questi argomenti, che sono al giorno d'oggi veramente importantissimi per garantire una sanità che sia formata sulle esigenze del cittadino, ma più che altro della singola persona. Purtroppo ciascuno di noi avrà l'occasione di vivere dei momenti di non salute e trovare un'attenzione anche nelle strutture abitative di Asugi sicuramente porta conforto, porta sollievo, porta vicinanza.